Parte una chiamata per una lite, ma la polizia scopre un segreto enorme. Una piantagione di marijuana. Ma la cosa più folle non è la droga, è il nascondiglio. Ora ti racconterò dove era nascosta. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Tutto è successo a Sassari. Una notte gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in una frazione cittadina per una segnalazione un po' bizzarra. Una persona stava dando un'escandescenza in un'abitazione. Quando sono arrivati sul posto hanno trovato un uomo nervoso, agitato e ostile. Il suo atteggiamento ha insospettito i poliziotti che dopo averlo calmato hanno deciso di fare un controllo più approfondito. Inizialmente nel giardino hanno visto alcune piante di marijuana, ma il vero colpo di scena è arrivato quando sono entrati in casa. Dietro una porta nascosta hanno trovato un vero e proprio laboratorio artigianale per la coltivazione della marijuana. Un ambiente completo di tessuti termoisolanti, lampade fluorescenti, fertilizzanti e tutto l'occorrente per una serra fai da te. Una vera e propria fabbrica della droga, in un posto che nessuno avrebbe mai pensato. Al termine della perquisizione, gli agenti hanno sequestrato 22 impianti di canapa e tutto il materiale. L'uomo è stato denunciato a piede libero, ma il vero mistero è un altro. Com'è possibile che un'attività così estesa e ben organizzata, con tanto di serra artigianale, possa nascere da una semplice chiamata per un disturbo alla quiete pubblica? E quanto sono importanti queste segnalazioni, anche se all'inizio possono sembrare banali? La vita ci insegna che a volte un piccolo dettaglio può nascondere un grande segreto. Questa è solo una delle tante storie che accadono qui da noi. Se ti interessa scoprire le altre, un like è un grande sostegno. Dimmi la tua nei commenti e scrivendoti non ti perderai nessun racconto della Sardegna. Io non mi stancherò mai di ringraziarti abbastanza e stammi bene.